Libri in Cantina dal 2003, siamo alla 15ª edizione, è organizzata dall'amministrazione comunale di Susegana. È un grande sforzo organizzativo e noi dobbiamo assolutamente ringraziare tutti i dipendenti comunali che si mettono a disposizione al di là di quello che è il dovuto e tutti gli sponsor che sono fondamentali perché questo evento possa essere, perché gli sponsor coprono praticamente più del 90% della spesa. Oggi è la domenica, il giorno che c'è la massima affluenza, ieri c'è stata molta affluenza sia qui in Castello che in Cantina che al Carmine. Al Carmine avevamo la presenza di Sergio Staino, sono state 2 ore meravigliose con un uomo di una cultura eccezionale e quando sei colto sei di una semplicità incredibile, sai dire delle cose che colpiscono ma usando delle parole che capiscono tutti. Normalmente negli anni la presenza si è aggirata sui 12.000 affluenti cittadini nelle 2 giornate di Libri in Cantina. È una manifestazione che attira ormai gente da tutta la regione del Veneto che viene a vedere questa mostra di editoria piccola e media, frutto di un'idea di un nostro concittadino di tanti anni fa. Iniziamo il venerdì sera alla Chiesa del Carmine con una rappresentazione teatrale e musicale. Poi il sabato dalla mattina e il pomeriggio in cantina con dei laboratori, alla Chiesa del Carmine anche lì con delle rappresentazioni teatrali e musicali e qui in Castello invece con gli editori e praticamente le presentazioni dei libri. Abbiamo circa una 70ina di editori e anche quest'anno un programma con molta musica, quindi adatto anche ai più giovani. Questa manifestazione è una fortuna per la nostra zona, diciamo, nel senso che mettere i libri in mostra non è una cosa facile al giorno d'oggi, anche perché purtroppo qui in Italia siamo dei lettori molto deboli. Meno di un libro, il 50% degli italiani non legge un libro in un anno. Poi per fortuna ci sono quelli che ne leggono anche uno al mese. E in questa mostra ci sono tanti libri di autori locali ed anche questa è una bella cosa perché sono piccoli editori che si mettono in gioco con gli scrittori locali come il sottoscritto, pubblicano romanzi ma soprattutto pubblicano libri legati alla storia della nostra zona, alla geografia, ai paesaggi, libri di montagna. E quindi è doppiamente interessante per questo, perché si trovano tante occasioni di poter acquistare dei libri che poi siano certi che vengano letti o usati, come nel caso dei libri di montagna.